E chissà quale sarà il buon proposito per l'anno nuovo per uno che non fa altro che guastare le nozze degli altri. Ma dico io, ma che modo è? Su Italia 1 va in onda la domenica alle 21:25 i Guastanozze. Uno dei protagonisti è un nostro amico, vero? David Simone Vinci. Ciao Peppino, ciao ragazzi. Ma come sì, Bene, mi sta parendo bene. a trovato. Mi sta parendo a Sì, trovato. sì. Oh, lo state vedendo inquadrato in questo momento, è vestito di aviatore. Una pigliata sta camisa, che è dall'aviazione. Sì. Voi, Davide Simone Vinci, che vedete anche la domenica, appunto, come dicevo, a I Guastanozze, che sono è un programma nuovo, è un Sì, format sì, sì. americano che ha Sì. preso piede anche in Italia e si occupa di guastare le nozze, ma non tanto per gli sposi, anzi sono proprio gli sposi ad essere complici dei 4 protagonisti, tra cui Davide Simone Vinci, che poi vanno a guastare le nozze a tutti gli invitati. No, la cosa bella è questa, anche perché è la settimana prima del matrimonio, noi facciamo gli scherzi, naturalmente c'è tutto un lavoraccio dietro, perché Ovvio. abbiamo autori, abbiamo Telecamere proprio, mamma mia, nascoste, c'è tecnici un lavorone, video, un lavorone. c'è l'inferno. Diverse regie che si Sì, muovono. Sì, perfetto. E niente, la cosa bella è che non è il VIP, sai, tu lo prendi di mira il VIP, come è successo quest'anno, che ho fatto 4 scherzi, quest'anno scherzo a parte, però le persone normali, perciò tu immagina a Napoli, no? Che noi l'abbiamo mia. girato noi a Napoli, cioè, Mamma mia, oppure proprio sul matrimonio a Malocchio, Catania, guarda. tu immagini. no? A Catania, San Cristoforo, madonna, ma che succedeva? Non penso che potevo romannare in onda, non penso, perché c'era la succhiata di coppa, parteva automatica, giusto? Perché a Catania la succhiata di coppa è automatica, appena cose gli sta, c'è pizzo matrimonio. Poi c'è un catanese che si esprime in maniera dalla sera puntini Capito? e prosa. E quindi bisogna mettere Sì, tanti bip, sì, no? ma tantissimi, tu ti immagini, perché poi ci abbiamo anche i camerieri che insultano la strafigona, perciò il fidanzato vicino, senta, lei lo sai che è molto carina, cioè, No. tu immagini, dozzina, Cioè, ma veramente si rischia di rovinare un matrimonio. Però la cosa bella è che i complici, anzi il famoso gancio che serve per lo scherzo, chi è? Beh, sono proprio gli sposi. Che organizzano tutto a discapito, in Sì, questo sì, caso sì, sì. degli altri invitati. E tipo la domenica mamma o gli invece altri. c'è un altro personaggio straordinario, si avvicina moltissimo alla mia vera professione, che è quella dell'infermiere, e faccio il ginecologo. No. Stupendo. No. Veramente? Non Sì. è che dai qualche No. diagnosi su qualche... Pesante. No, ti prego. Puoi Sì. anticipare qualcosa? Sì, te l'hanno detto. P. Giuseppe Castiglia Dai. e gli amici, sì. Dai. Ci diagnostico piccoli di un euro. No! Sì. No! Sì. Tu immagini, vero? C'è la barzelletta famosa, sai la barzelletta? Come no? A un certo punto era, che te posso dire, il giorno di Ferragosto, no? Per cui sala parto e giorno di Ferragosto c'era il dottoretto che era di Kid in sostituzione, dottore, perché come succede negli ospedali ci mettono Caruso, no? Bravo. Picchi a bessare 2 giorni che non c'è nulla. O lo sfigato di turno. Oppure? Lo sfigato. Che sempre spiegato quindi Bravissimo. o è Caruso o è spiegato, sempre in malamane sei, Bravissimo. giusto? C'era un solo medico, una sola infermiera ostetrica, una, e c'erano 3 papà che aspettavano la nascita dei loro 3 bambini, no? Uno era un carabiniere, uno era Saro Fassapella che non poteva mancare e un altro era un ragazzo di colore senegalese perfettamente ambientato a Catania, ormai assolutamente cittadino catanese, ma senegalese, insomma, scuro, non da faccia, né un ringiolo, buona per niure, di chi di niure, no? Se no che a un certo punto esce fuori l'ostetrica, un po' preoccupata, tutti arrivano verso l'ostetrica chiedendo notizie del proprio bambino, l'ostetrica dice, senta, guardi, purtroppo i bambini sono nati, tutto a posto, le mamme stanno bene, i bambini magari, solo che è successo un piccolo inconveniente, purtroppo nella confusione, siccome siamo un medico solo e un'ostetrica sola, abbiamo confuso i bambini, quindi ora c'è bisogno della prova del DNA per stabilire quale piccerino appartiene a quale padre. Scusami però Giuseppe, lo stesso che parla così non è lo stesso che sta a mammana. Vabbè, ma è l'ostetrica, tutte le donne parlano. Ma scusa, l'ostetrica è derivazione da mammana. Ora, noi la vogliamo la chiamare maieutica di Socrate, no? La maieutica. Esatto, a mammana, la maieutica, La maieutica. ostetrica. Hai visto che siamo già? Bravo. Perciò Socrate sì, il nuovo no. Non ho bravo, capito. andiamo avanti. E allora l'ostetrica giustamente annuncia questa prova del DNA. Però intanto, suddo volete, suddo, potete dare un'occhiata ai vostri bambini. Ora, giustamente, i 3 genitori entrati nella stanza dove c'erano le 3 cullette si accorgono che c'erano 2 bambini bianchi e uno nero, no? Saro Falsaperla, Caruso e Patti, anticipando gli altri 2, arriva verso il bambino nero, proprio si dirige verso il bambino nero, ucchiappa, si mette in godo e ci dice, bello papà, tutto da pace, sì. Un euro giustamente dice, scusa amico, capisco che essere confusione, fare prova di DNA, però se non essere dubbio, unico dubbio senza dubbio, essere questo che essere mio figlio.
Savatta Saro Fassevella dice: senta mare, fino a quando non si sa qual è un figlio dei carabinieri, chi mo piglio io, va bene. È sempre meglio. 4 serie di scherzi a parte, quindi tanti scherzi realizzati, sì. e adesso con i Guastanozze continua, no? Su questa falsariga. Ti piace fare gli scherzi? Ma sai, ti piace più perché fai gli scherzi o perché è un fatto attorale molto particolare? Ti impegna come attore. Ti impegna, no? Sì, anche perché ti metti... Ci vuole niente a rovinare tutto, no? Non solo, anche perché fossi picchi più futtonato, no, io ho la fortuna comunque, la bravura, chiamala come vuoi, di essere sempre protagonista. Chi fa il protagonista di ogni scherzo, ci sono circa 60 persone a carico. Sai quanto costa per Mediaset uno scherzo su Scherzi a parte? No, quanto costa? Circa 200-250 mila euro. Porca miseria, perché, significa, insomma, c'è un lavoro grosso, bisogna... Perciò significa, se mandi tutto a fare a puttane, scusa, se lo posso dire, cioè là ti bruci a vita. Ti bruci a vita, non ti chiameranno mai più, assolutamente no. Di cazzotta tu non lo mangia ciume. Tu non lo puoi fare con una zoccola tutto sciolto, inficcato tipo un guanto, con il mattarello, no, si chiama lasagnatura. Il mattarello. Ho fatto un'esperienza con Luca Ward e Monica Ward. Ho fatto uno stage di doppiaggio. Che bello. Sì, questo per curare un po' la voce, per parlare col diaframma, i fiati. Sì. Per ingaggerto. Ma parete. Ecco, bravo. Se un giorno ti chiameranno per fare una parte alla Davide Vinci, avrai vanificato tutti i tuoi studi, perché dovrai tornare indietro. Ma noi ci devi fare un personaggio che parla così. Ma parete. E la sugli una cosa, no? E tu saresti rovinato in quel caso. Ma visto a chiamare per doppiare, che so, Al Pacino. No, ti prego, no. Al Pacino, un mito. Al Pacino che parla cauca stotta, non ce lo vedo. Perché un Anthony Hopkins. Calingua a fomme cotoletta. E come pare a Calingua a cotoletta? No, lo coppo di quando fa Andy Bollecter. No. Chissà che un giorno non leggeremo in qualche film, per esempio, Robert De Niro, voce di David Simone Vinci. Ma non esiste, dai. Perché non può essere Robert De Niro, ci fanno fare un film che si chiama Paparedda e tu devi fare il doppiaggio, scusa. Che è una storia di uno che c'ave, che ne so, una bancarella, si innamora di una donna, ci va dietro e poi ci sono gli sviluppi, no? Signorinella, ci posso parlare? Ce la posso dire una parola? Ce la possiamo aprire una comitiva? No! Robert De Niro che dice questo non lo immagino. Te le succhi un gaddon per i poco calindicchia. No, ti prego. Siamo a Natale, per i poco calindicchia ci sta. Cosa voglio da te? Beh, in pratica Massimo Ranieri faceva una sorta di ricatto. Io ti accatti Rose Rosse, ma tu lo sai cosa voglio da te, no? E però erano altri anni, si diceva in maniera poetica e tutto andava molto bene. Però era un Grace Time, che è un momento dedicato a mia zia, a soro di mia madre, che si chiama Graziella, che siccome ha passato i 50 anni amerebbe sentire ogni tanto alla radio queste canzoni, no? Ogni tanto, insomma, non è che stiamo a mettere sempre i cose nuove, i cose moderne. Cioè, voglio parole, Massimo Ranieri con le Rose Rosse voleva dire se la muddizza. Hai capito? Sul druida poi muddava, no? Davide lo vedete già ingiubbottato e occhialato perché deve andare, deve scappare, il suo lavoro tu, ma lo aspetta. Ho un'opportunità oggi, ho l'opportunità di mandare a Davide Simone Vinci all'ospedale. Lo amo. Ride così perché ho l'opportunità di mandare a Davide Simone Vinci all'ospedale. Di turno però, bravo, di turno, perché lui oggi è di turno in ospedale al Santo Bambino. Intanto questa domenica non perdetelo su Italia 1 alle 21:25 con i Guastanozze. Grazie ragazzi, grazie ciao, Peppino. David. Alla catalla. Grazie caro, a presto, ciao.